Ben ritrovati a Edicola Friuli. Quest'oggi andremo a Udine in via Montegrappa, ma come sempre prima di partire sfogliamo insieme il numero 45 del settimanale Il Friuli in edicola quest'oggi. La mappa del disastro, questo è il titolo della nostra copertina, con un'immagine eloquente. Di cosa stiamo parlando lo sapete tutti. Pochi giorni fa, insomma, il Friuli occidentale, la Carnia, ma anche la costa sono state prese di mira da un'ondata di maltempo senza precedenti. Ecco qui che facciamo quindi una prima stima dei danni, 550 milioni di euro al momento, una stima, ripeto, provvisoria, e poi ci siamo chiesti: ma che fine farà tutto il legno a terra, il legname, questi alberi spezzati come stuzzicadenti sulle nostre montagne? E poi la polemica sull'albero natalizio per il Papa Francesco. All'interno del settimanale abbiamo anche altri spunti, riflessioni, approfondimenti. Si parla di aree di crisi, piani vecchi, la Regione proroga il sostegno ai settori produttivi in difficoltà, ma la strategia risale a 10 anni fa. Pordenone invece ripensa via Marconi, presentato il progetto per l'arteria cittadina, ma spuntano naturalmente anche le critiche e le polemiche. E poi a Gorizia vi abbiamo portato alla scoperta di un museo nascosto. Allora andiamo a vedere invece di che cosa si parla nelle pagine dell'approfondimento e delle inchieste. Abbiamo fatto la conta dei danni. Con questa grafica curata da Vittorio Regattin abbiamo praticamente realizzato uno specchietto con le zone maggiormente colpite e fatto un calcolo, un punto della situazione sui danni subiti. Andiamo chiaramente dalla Carnia alla destra Tagliamento, Monfalcone, abbiamo anche la costa con Lignano e Grado che hanno registrato numerosi danni proprio alle coste, l'erosione della spiaggia, Tarvisio, Paluzza, Lavascletto, Sauris. Insomma, questi sono i comuni danneggiati. Poi ci sono anche gli altri comuni che stanno ancora realizzando e preparando una prima stima dei danni, e le linee elettriche che sono state letteralmente spezzate, e gli acquedotti. Qui abbiamo fatto, appunto, vi dicevo, un riassunto generale, e poi abbiamo passato la parola anche al nostro meteorologo di fiducia e di riferimento Marco Virgilio, che ha definito la tempesta perfetta, un evento che non avevo mai visto prima, e parla appunto di questa eccezionale ondata di maltempo dal punto di vista proprio meteorologico. Ed ecco qua, dicevamo dalla copertina, no? Gli alberi, che fine faranno questi alberi? Qui li vedete in un'immagine di quelle quasi spettrale, con questi alberi spezzati sulle montagne, così brulle diventate. E prima la tempesta, poi peste e squali. Questo è il titolo. Perché cosa succede? Il legname, che adesso appunto giace ammassato naturalmente, va raccolto entro pochi mesi. Questo per evitare l'attacco dei parassiti che potrebbero poi distruggere le foreste superstiti, ma c'è anche chi è pronto a speculare. Allora, questo parassita, che lo vedete ben raffigurato qui, si chiama bostrico, e anche a causa delle temperature più alte del periodo, proprio questo insetto rischia di diffondersi, provocando, se possibile, addirittura più danni di quelli causati dal vento, e a parlarne è l'esperto Emilio Gottardo. E poi le richieste dei vicini sballano i prezzi, focus sul problema del legname. Le legnerie e le segherie locali si preparano a un super lavoro nei prossimi anni. Andiamo oltre, sfogliando sempre il nostro giornale, ci portiamo a Udine, dove il mercato coperto non si sposta. L'obiettivo è quello di essere vicini al centro, e la concorrenza, dicono gli addetti, non è un problema. L'idea della precedente giunta di trasferirlo la fiera nell'ex caserma Osopo rimane quindi sulla carta. A Pordenone invece, vi avevo letto, si ripensa il nuovo viale Marconi, si presenta il progetto e naturalmente non mancano le polemiche. L'amministrazione comunale ha illustrato ai cittadini il progetto di riqualificazione della strada e di piazza Duca d'Aosta, ma non mancano critiche sull'eliminazione della pista ciclabile e sugli alberi, e qui ce ne parla Hubert Londero. Proseguiamo nella lettura del nostro settimanale e vi porto alla scoperta delle pagine degli spettacoli.
Eccoli, Friulexit, un viaggio in viaggio con la musica. Sono giorni in cui si parla di Brexit e non in termini molto positivi. Qui invece parliamo di concerti in Inghilterra per 2 musicisti regionali. Chi sono? Il pianista pordenonese di fama internazionale Remo Anzovino e il la blueswoman friulana Eliana Carnielutti, che per il 2019 prepara un tour mondiale, e qui li vedete raffigurati. Un progetto unico al mondo con 4,5 milioni di views, e questo è lo spunto appunto per andare ad approfondire e conoscere meglio anche questi 2 artisti. E poi vi porto, che non, diciamo, è una cosa che non faccio spesso, però ci sono anche delle pagine naturalmente dedicate allo sport, e mi sembra doveroso in un certo senso rendere omaggio anche a questa bella doppia pagina. Avanti un altro, un titolo eloquente, immagino avrete già capito, si parla di 40, che non solo sono i miei anni, ma è il numero di panchine della gestione Pozzo dal 1986 a oggi. In tutto sono 34 diversi allenatori, compresi quelli che per ragioni burocratiche, 9 negli ultimi 4 anni, dopo l'ultimo ciclo lungo, quello di Guidolin. Ecco, non ce la sentiamo di scrivere nient'altro, commentano i miei colleghi, perché i numeri parlano da soli. Quel che è certo è che il famigerato progetto non c'è più, o è cambiato o da ora in poi si limita alla salvezza, e quindi in bocca al lupo a Nicola, che è il nuovo tecnico che promette emozioni. E qui appunto la sua foto, e qui vedete un bel album di figurine, ma con i nostri allenatori. E dopo aver letto così insieme il giornale, andiamo a sentire che cosa ne dicono di questi argomenti gli edicolanti e naturalmente i lettori. Allora con Tiziano ci spostiamo e appunto andiamo in centro a Udine. Venite con me. Eccoci qui, siamo in via Montegrappa, accanto a me Stefano Michelutti, che è uno dei 2 titolari. Poi vi conosceremo anche Andrea Carbonara, un cognome che è tutto un programma, forse mi ripeto, però io a quest'ora ho già, però la collina, anche se noi siamo diciamo intorno alle 10 del mattino che registriamo. Allora, dicevo, siamo venuti a trovarvi in questa fornitissima edicola in una zona molto bella di Udine. Da quanti anni siete qui? Sono ormai 15 anni. Quali sono le attenzioni? Come si coltivano questi rapporti? Bisogna venire incontro alle persone, quindi la considerazione è la prima cosa, perché la gente lo cerca, in quanto nei grandi centri non si è considerati, quant'altro, quindi queste realtà qua sì. Quindi la conoscenza e anche però gli argomenti. Quindi bisogna interessarsi a tutto, perché oggi la gente è molto, diciamo, evoluta culturalmente, ha accesso a molte informazioni, e quindi noi dobbiamo stargli dietro. Ma arricchisce anche noi alla fine, perché dopo puoi conoscere realtà diverse, persone di cui non ti saresti aspettato qualche argomento diverso, appunto. Arricchisce tutti, è comunque uno sforzo giusto, secondo me, ecco, per noi e per loro. Allora, io so che tra i clienti VIP, si fa per dire, lo dico ironicamente, c'è anche un certo Andrea Ioime, che Telefriuli, gli spettatori lo conoscono bene, io stessa lo conosco bene perché è un collega del Friuli. Allora, Andrea Ioime questa settimana sulla pagina dello sport ha praticamente fatto la conta degli allenatori dell'Udinese. Allora, la domanda è: quanti sono dall'86 a oggi gli allenatori che l'Udinese ha cambiato? Mi presumo parecchi, sul numero una ventina forse. Sono molti di più, non lo sveliamo, lo lasciamo ai lettori il piacere di leggere, però abbiamo fatto questa doppia pagina piena di belle faccine, un po' un album delle figurine quasi, con tutti gli allenatori, alcune foto in bianco e nero, ma dall'86 a oggi ecco un po' come è cambiata la situazione dell'Udinese. Andrea Carbonara, invece tu sei l'altro, diciamo, braccio destro di Stefano, da tantissimi anni insomma lavorate insieme. Come funziona? Come si lavora in coppia? È quasi un matrimonio, no? Praticamente, però bene. Beh, perché lavorate praticamente 7 su 7 o quasi, no? Insieme. Sì, esattamente, quindi comunque noi ci conosciamo già da molto tempo prima, e dopo abbiamo iniziato questo percorso lavorativo anche che va bene, sta durando, e quindi vogliamo che prosegua ancora per molto tempo con i risultati positivi che stiamo ottenendo.
Allora, senti, questa settimana abbiamo dedicato la copertina al maltempo. Allora qua noi siamo ingiubbottati, ma perché ci permettiamo il lusso a metà novembre di lasciare la porta aperta dell'edicola ancora, perché insomma il freddo proprio non è arrivato, no? Direi proprio di no, insomma, quindi riusciamo ancora a avere la porta aperta, che comunque è un segnale bello perché le persone vedono la porta aperta, sono invogliate a entrare, mentre la chiusura non è mai positiva. Invece è bello che sia aperto, che ci sia un po' di arietta e tutto così, insomma. È decisamente molto più accogliente, anche se poi ovviamente troviamo all'interno già un allestimento con dei prodotti natalizi, insomma si avvicinano le feste, quindi già calendari, cose, no? Esatto. Naturalmente sono i panettoni ad agosto nei supermercati e ne abbiamo i calendari da ottobre, insomma. Oltre naturalmente ai giornali abbiamo visto che si possono anche pagare le bollette, quindi date anche un servizio in particolare, penso per gli anziani nella zona, è questo un punto di forza per voi. Sì, il pagamento delle bollette, abbiamo anche da qualche tempo, abbiamo anche il ritiro dei pacchi, siamo un punto di ritiro, quindi per chi non riesce a farsi trovare a casa abbiamo anche la possibilità di fare arrivare i pacchi qui e la gente viene a ritirarlo, insomma, nei nostri orari che sono comodi, visto che siamo praticamente aperti sempre. Insomma un doppio, triplo servizio sempre a misura del cliente. Bisogna comunque evolversi, no? Non mai stare fermi. Abbiamo detto le temperature si stanno un po' abbassando, però non fa ancora freddissimo e lei si muove in bicicletta agevolmente, ma con una bicicletta particolare. Sì, non avendo più la patente devo. Però è un mezzo alternativo a pedalata assistita. Con questo mezzo però si muove in giro tranquillamente, cioè la macchina alla fine inquina e tutto, meglio forse no convertirsi alla deux roues. Sono diventato ecologista. E il tempo è dalla nostra allora in questo senso, perché se non piove meglio. Sì, no? ma si viaggia anche con pioggia perché esistono le mantelle a campana, pertanto sì. Ma niente, nulla ci ferma. Nulla ci ferma, basta la salute. Questi due signori li ho interrotti mentre stavano animatamente parlando, sono un po' un'impicciona, no? Però io volevo chiedervi, allora voi vi ho già sondato, non siete proprio degli ultras dell'Udinese, però insomma un minimo ne sapete. Qua si cambiano allenatori come i calzini, come la mettiamo? Cosa ne pensate? Considerando i giocatori un capitale, bisogna stare attenti al capitale, non si può offenderlo, non si può rovinarlo, eccetera, e allora si cerca un altro da cui dare la colpa. Si dà all'allenatore, è la cosa più facile, si cambia anche se poi magari bisogna pagarlo per 2 o 3 anni di seguito. Il problema è nella presidenza e nella società, perché forse sarebbe il caso di cambiare presidenza più che di cambiare tanti allenatori. E se si allestiscono squadre di Serie B non si può pretendere, cambiando l'allenatore, di rimanere in Serie A. Grazie a Stefano e ad Andrea che ci hanno accolto nella loro bella edicola e naturalmente speriamo di rivederci presto. Grazie per averci ospitato. Grazie anche a voi. E grazie a voi e buona giornata a tutti. Allora, io lancio anche un appello per chi volesse che insomma far parte di Edicola Friuli. Se volete che veniamo a trovarvi, scrivete al mio indirizzo posta marta.rizzi@ilfriuli.it e vi chiameremo e vi contatteremo. L'appuntamento con Edicola Friuli torna venerdì prossimo e saremo questa volta in diretta da Basiliano. Ciao!